canto d'ingresso, pagina 174. Nobile, santa Chiesa, regno d'amor, dona alla terra Cristo trionfator. Il Signore ti ha scelta per segno nel mondo e per te si diffonde un lieto messaggio. Nobile, Santa Chiesa, regno d'amor, dona alla terra Cristo trionfator. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi è il primo sabato del mese consacrato al cuore immacolato di Maria ed è in questa diocesi di Trieste, con questi primi vespri, la solennità della dedicazione della Chiesa cattedrale. E questa Santa Messa è celebrata per Nicasio e Vittoria. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con pietre vive scelte prepari una dimora eterna per la tua gloria, continua a effondere sulla Chiesa la grazia che le hai donato, perché il popolo dei credenti progredisca sempre nell'edificazione della Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque. Dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere, tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le Le tue tue parole parole, Signore, sono spirito
spirito e vita. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Le Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, voi siete edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data. Come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su essa. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, come dicevo all'inizio, è il primo sabato del mese, giorno consacrato al cuore immacolato di Maria, ed anche la solennità in questa diocesi della dedicazione della Chiesa cattedrale. Pertanto in questa riflessione vogliamo meditare sulla Madonna, continuando il tema mariano, che dopo l'umanità sacratissima di Gesù è il più degno tempio della Santissima Trinità. Ecco lei nella quale il Verbo si fece carne e nella quale era chiusa ogni pienezza di grazia e benedizione. In questa riflessione ci facciamo aiutare da San Francesco d'Assisi
che salutava la Madonna con queste bellissime parole: Ave, Signora Santa, Santa Regina, Madre di Dio Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia ed ogni bene. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre, e saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio li rendiate. Dopo aver ascoltato questa preghiera possiamo fare alcune brevi riflessioni. La prima riguarda le parole Vergine fatta Chiesa. Queste parole ci ricordano che la Chiesa è iniziata al momento dell'Annunciazione, quando il Figlio di Dio si incarnò nel grembo virginale di Maria. In quel momento la Chiesa era lei, solo lei, la Vergine Santissima. La Chiesa, destinata ad espandersi per il mondo intero, è mariana fin dal suo sorgere e troverà la sua identità rispecchiandosi in questo modello sublime che è Maria. Oscurare Maria, quasi togliesse onore a Gesù, significa non riconoscere il vero volto materno e sponsale della Chiesa. Quanto più somiglieremo alla Madonna, tanto più saremo Chiesa. Dunque, ogni riforma nella Chiesa deve mirare decisamente a lei, a diffondere la devozione a lei in tutti i cuori. La seconda riflessione riguarda le parole tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia ed ogni bene. San Francesco vedeva chiaramente che la Madonna è la piena di grazia fin dall'inizio. Molti vedono in queste parole del santo poverello d'Assisi un riferimento all'Immacolata Concezione. La Madonna racchiude in sé ogni grazia ed ogni bene. Si può dire che Maria Santissima riassume, o meglio, unifica in se stessa tutto ciò che di buono e di bello viene alle creature. Ogni bontà, ogni bellezza è un pallido riflesso della bontà e della bellezza dell'Immacolata. Per cui Dante Alighieri nella Divina Commedia così esclamava: in te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna, quantunque in creatura è di bontate. Nel suo cuore Maria ha accolto il Signore stesso, tanto da divenire il suo palazzo, il suo tabernacolo, e insieme a Lui racchiude ogni grazia per ciascuno di noi. Da lei riceveremo ogni bene. La terza breve riflessione riguarda il saluto alle virtù. Per quale motivo San Francesco rivolge anche questo saluto? Alcuni vedono in questo un riferimento alle virtù della Madonna. Noi somiglieremo a lei nella misura in cui la imiteremo nelle sue virtù. È un cammino certamente impegnativo, ma che conduce di luce in luce. E questo è il cammino della consacrazione all'Immacolata, che inizia proprio dall'imitazione delle virtù di Maria e dal domandarsi volta per volta: come farebbe la Madonna al mio posto? E questo è il cammino che in seguito conduce ad essere come lei, identificati a lei, ad essere un'altra Maria vivente e operante in questo mondo. I santi francescani hanno sviluppato questo aspetto così bello della vita cristiana, soprattutto San Massimiliano Kolbe, ma alla radice di tutto c'è San Francesco d'Assisi. E nel terminare questa riflessione vogliamo prendere come proposito quello di domandare con fiducia alla Madonna tutte quelle grazie che lei racchiude nel suo cuore e che desidera donarci.
Non cerchiamo di indovinare quali esse siano, non vi riusciremo mai. Fidiamoci di lei e lasciamo che sia lei stessa a scegliere. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Per la fede e il battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore. Lo Spirito guidi la Chiesa nella sua missione per la salvezza del mondo. Uniamo cuori e voci nella preghiera comune e ripetiamo: santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, o Signore. Ricolma del tuo spirito il Papa, il nostro Vescovo Enrico, i presbiteri e i diaconi, nel vincolo della comunione siano per i fedeli modello di una vita offerta a gloria del tuo nome. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Sorreggi i nostri missionari, rafforza il loro impegno quotidiano nell'annuncio del Vangelo e nell'opera di promozione umana. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Sostieni i popoli sconvolti dalla guerra, nei cristiani pietre vive di un edificio spirituale cresca il desiderio di un serio impegno sociale per costruire la città terrena nella giustizia e nella pace. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Accogli le attese e le sofferenze di coloro che entrano in questo luogo santo. I poveri trovino misericordia, gli oppressi ottengano libertà vera, i tribolati ricevano conforto, ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Accompagna con la tua grazia noi qui riuniti. Ci sia dato di edificare concordemente la tua famiglia, rimanendo sempre in comunione con te. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. O Padre, che ci concedi la gioia di sostare nella tua casa per cantare la lode del tuo nome
e attingere la forza del tuo amore. Illumina con il tuo Spirito la nostra vita e rendici testimoni della speranza evangelica, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e concedi al popolo che qui ti supplica la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esaudita la sua preghiera, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Dio, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua infinita benevolenza hai voluto abitare dove è raccolto il tuo popolo in preghiera, per portare a compimento in noi con l'incessante aiuto della grazia il Tempio dello Spirito Santo risplendente per santità di vita. Tu santifichi sempre la Chiesa, sposa di Cristo, significata dalle chiese che ti edifichiamo, perché sia madre lieta di una moltitudine di figli e sia da te accolta nella gloria del cielo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono Pieni della la tua gloria.
Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Enrico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Nicasio e Vittoria, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che Togli i peccati del mondo, abbi pietà di
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione, pagina 266. Preghiamo. O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste,
per la partecipazione a questo sacramento. Trasformaci in tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto pagina 340. Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste. Ave, ave, ave suo palazzo, ave, ave suo tabernacolo, ave, ave, ave sua casa. Ave, ave suo vestimento, ave, ave, ave sua ancella, ave, ave, ave sua madre. Tutta consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto, con lo Spirito Santo Paraclito, tu in cui fuori pienezza di grazia ogni bene. Ave, ave, ave suo palazzo, ave, ave suo tabernacolo, ave, ave, ave sua casa. Ave, ave, suo vestimento, ave, ave, ave sua ancella, ave, ave, ave sua madre. Come il figlio, la nuora, il nipote con moglie, i due pronipoti e gli amici più fedeli, festeggia oggi il primo secolo di vita l'artista monfalconese Aldo Bressanutti, nato a Latisana nel 1923. Bressanutti è vissuto e operato per lungo tempo ad Aquilinia, una frazione della zona industriale di Trieste, per poi stabilirsi a Monfalcone, dove tuttora vive ed opera. Ha esposto a carattere pubblico e privato in mostre personali e collettive nelle principali città italiane e australiane, nonché in Spagna, Germania, Inghilterra, Svizzera, Canada
ed anche ex Jugoslavia. È autore di vari volumi sulla regione Friuli Venezia Giulia e sull'Istria, che ha corredato con oltre 1 migliaio di grafiche paesaggistiche e composizioni sul tema. Bressanutti ha disegnato molte copertine di libri ed è anche autore di manifesti e di medaglie. Le sue opere si trovano presso musei, enti pubblici e privati, industrie e associazioni varie in tutta Italia e all'estero. È stato anche insignito per meriti artistici del titolo di Commendatore della Repubblica. Da parte di tutta la nostra redazione va un caloroso augurio appunto per questo traguardo all'artista Aldo Bressanutti. Parliamo ancora di cultura. A Cormossi è appena conclusa la 26esima edizione. Ben ritrovati dalla redazione. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato per la giornata odierna un'allerta meteo gialla, visto il permanere di livelli sostenuti dei corsi d'acqua regionali e il transito delle piene dei principali fiumi verso le foci. Non sono invece previsti nuovi fenomeni atmosferici. Il fronte principale è ormai passato, informa la stessa Protezione Civile, anche se sulla costa continua a soffiare libeccio sostenuto, mareggiate ancora in corso sulla costa, specie ad est. Nuovi allagamenti causati dal passaggio della perturbazione sono segnalati a Cormonsmo, Falcone, Osopoto, il Mezzo, Cavazzo Carnico, Gemona, Pontebba, Maiano, San Daniele del Friuli, San Leonardo, Cividale e Fagagna, mentre alberi abbattuti sono stati rimossi a Lusevera, Nimis, Basiliano, Trepogrande, Aquileia, Rivignano, Teor. Alcune frane e smottamenti riguardano Castelnuovo del Friuli e Chiusaforte. A Tramonti di Sopra, sulla strada regionale 552, al chilometro 34, località Peco, per cedimento è stato attivato un senso unico alternato. A Trieste, località Barco, la chiusura della strada costiera dal chilometro 138 Bivio Miramare alla rotatoria Trenoci, località Sistiana. Chiusa la strada provinciale 8 tra Savogna di Sonzo e Sagrado. 1169 le utenze elettriche disalimentate nella zona montana della regione, quasi tutte nel Tolmezzino e Gemonese. Cambiamo argomento. L'avvocato Alessandro Maria Tirelli, difensore dello skipper montenegrino Miloš Radonić, arrestato il 6 ottobre scorso in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità giudiziarie statunitensi, ha chiesto in una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio di porre un veto all'estradizione negli Stati Uniti del suo assistito, ponendo un caso nel principio di reciprocità e bilateralità che deve regolare i rapporti in questo ambito tra i due paesi e che invece da tempo vedrebbero gli Stati Uniti in una condizione di dominus. Ed ancora un recupero del soccorso alpino per mettere in sicurezza 2 giovani triestini del 2002 rimasti bloccati al ricovero resartico. 2, un maschio e una femmina, sono stati recuperati ieri grazie a una finestra nella perturbazione che ha permesso un volo del secondo velivolo dell'elisoccorso regionale. I giovani erano rimasti bloccati al ricovero resartico Resiutta e costretti a passarvi una notte in più dopo aver chiamato il NUE 112. Il San Giusto d'Oro 2023 va all'Università di Trieste. La targa speciale ad Andreina, contessa direttrice del Castello e del Parco di Miramare, l'ho deciso la Sostampa FVG, articolazione territoriale della FNSI, Sindacato Unitario dei Giornalisti Italiani, che organizza il premio nato nel 1967 su iniziativa del gruppo Giuliano Cronisti, è giunto alla 57esima edizione con la collaborazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CR Trieste. Uno sguardo allora al tempo per questa giornata. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza variabile con maggiore presenza di sole al mattino, specie su pianura e costa. Dalla sera nuvolosità più consistente, piogge diffuse da deboli a moderate a partire da ovest, in aumento nella notte a domenica sulla costa marea sostenute dal tardo pomeriggio, vento da sud-ovest in rinforzo nella notte, temperature minime in pianura fra 5 e 8 gradi, sulla costa fra 9 e 11 gradi, le massime ovunque
fra 14 e 16 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per quanto riguarda l'informazione da nord-est. Grazie per averci seguito. A più tardi. Pace, 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 in nome di Dio.